Allora Maurizio, insomma mi sembra che avete tutte le fortune ultimamente, no? Sto Renzi che prende un sacco di voti e la stagione che faceva la pioggia, avete come ricominciato ottobre democratico, mi sembra che almeno il tempo meteorologico vi aiuti. Ma sotto questo profilo sicuramente sì, ma speriamo che ci aiuti anche la politica e soprattutto il dibattito che abbiamo iniziato questa mattina, come giustamente dicevi tu, riprendendo il nostro cammino annuale, quello che ogni ottobre facciamo una serie di convegni e di seminari proprio per avvicinare la città alla politica e spiegare a loro cosa ha da dire e da proporre il Partito Democratico. Ecco, di questa mattina il tema? Beh, questa mattina è un tema importantissimo, stamattina parliamo di futuro del Veneto e soprattutto della città metropolitana, tant'è che ospiti di Chioggia del Partito Democratico c'è l'onorevole sottosegretario Paolo Baretta, sottosegretario all'economia, poi abbiamo anche il consigliere regionale Piero Ruzzante, Lucio Tiozzo e il moderatore e giornalista Bianchini. Quindi ecco un argomento importante che ha visto la sala strapiena, come hai avuto modo anche di documentare. Ecco, è evidente che attorno a questo tema c'è un grandissimo interesse e un grandissimo dibattito. Io spero che i nostri amministratori coglieranno ecco, tutte quelle che sono le perplessità, ma soprattutto i suggerimenti che provengono dal territorio. Beh Maurizio, io ti ringrazio, noi cercheremo di porre in onda, in rete online il prima possibile i vostri interventi. Grazie. Grazie a te. Ciao. E allora, dopo il vice sindaco Maurizio Salvagno, qui abbiamo il consigliere regionale Pietro Ruzzante e così insomma se ci spieghi un po', ci racconti questi convegni che state portando avanti come Partito Democratico. Innanzitutto un Partito Democratico che vuole diventare forza di governo in questa regione, che cerca di ridisegnare il modello di funzionamento di una regione che non va, che non funziona, continuano a pensare alla secessione, all'indipendenza del Veneto. Il Veneto dovrebbe essere una regione che guida l'Italia, non che va contro l'Italia. E soprattutto dovremmo ripensare al modello di funzionamento. Abbiamo 102 aziende in questa regione che si occupano della gestione dell'acqua, 39 che si occupano del trasporto pubblico locale, poi ci domandiamo perché nel Veneto non c'è un biglietto unico, cioè i cittadini si muovono così con tanta difficoltà all'interno di questo territorio, c'è un sistema metropolitano ferroviario regionale. È mancata una capacità di governare da parte della regione questi processi. Avere 24 ULS nel nostro territorio, anziché una per provincia, vorrebbe dire passare a 7, significa spendere le risorse per pagare i dirigenti delle ULSD e non per dare i servizi ai cittadini utenti, magari facendo pagare qualche ticket un po' di meno da parte di questa regione. Ecco, questa è la sfida che come Partito Democratico lanciamo e le città metropolitane sono inserite all'interno di questo ridisegno dove si va alla fusione dei comuni. Abbiamo oltre 580 comuni, sono troppi per il Veneto, dobbiamo andare a una realtà più semplificata dal punto di vista amministrativo, che significa meno burocrazia, meno perdita di tempo, più funzionalità, più servizi ai cittadini e minori costi. Quando a Padova si è realizzata la fusione della società che gestisce il gas e i rifiuti e l'acqua, quella società, oggi che si chiama Era Acegas APS, ha portato al comune di Padova 6 milioni di risorse in più, quindi è vantaggioso innanzitutto per i cittadini. E allora in bocca al lupo. Grazie. Grazie.